Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, il pezzo decisamente più divertente sui giornali di oggi è un non pezzo, a firma di Oara Borselli sul Giornale. In che senso un non pezzo? Perché Oara Borselli ha provato a chiedere a 11 importanti, a volte importantissimi, esponenti del Partito Democratico e della sinistra italiana un parere, un virgolettato, un cenno di vita sul caso che in questi giorni imperversa non solo su tutti i giornali, su tutti i social, su qualunque canale televisivo, se scendi e vai al bar, cioè sulla lievissima notizia orecchiata credo davvero da chiunque, che in Italia c'è un'iniziativa di una procura che reputa esistesse una cellula di Hamas dedita alla raccolta sistematica di finanziamenti milionari per Hamas, e a capo di questa cellula ci fosse Mohamed Annun, idolo, guru delle piazze pro-Pal, spesso fotografato con esponenti di sinistra, spesso presente a cortei antagonisti dove c'erano anche esponenti della sinistra istituzionale, cioè il caso che sta scuotendo il paese in questi giorni. E ora Borselli telefona a questi 11 esponenti importanti di sinistra per avere un polso, un parere anche sul loro mondo. Nessuno, quello che ne ottiene in cambio è una scena muta collettiva, e sono divertentissimi i virgolettati con cui hanno risposto alla collega questi importanti esponenti, a partire da uno importantissimo, no? Romano Prodi, il nume tutelare del centrosinistra italiano, no? Il padre di tutte le accozzaglie centrosinistrose della Seconda Repubblica. Leggiamo i virgolettati pubblicati a fianco di questa collezione fotografica sul giornale. Romano Prodi: mi dispiace ma ne so poco o nulla. Non è uno attento al dibattito il professore, è uno che vive ormai appartato, notoriamente non si occupa più di politica, tantomeno di cronaca giudiziaria. Enrico Letta, un altro peso massimo, insomma, già presidente del Consiglio, candidato sconfitto al premier, diciamo, alle ultime elezioni: mi sono dato la regola di non intervenire nel dibattito politico. E quindi in nome di un'austerità molto lettiana, sostanzialmente appende il telefono in faccia alla Borselli. Dario Franceschini, cioè uno che interviene su qualunque sottonomina della cultura in qualunque comune periferico: la ringrazio molto ma non rilascio interviste. È uno parco Franceschini, benissimo. Piero Fassino, tra l'altro era un parere interessante quello di Piero Fassino, un riformista che nella sinistra spesso pressoché in solitudine ha difeso le ragioni dello Stato di Israele. Ci penso, stia tranquilla, la richiamo a breve. E credo che Oara stia ancora attendendo la richiamata di Fassino. Pierluigi Bersani, attenzione, l'uomo delle supercazzole mitologiche, l'elefante nella stanza e via dicendo: no grazie, ho già fatto un'intervista con la Stampa e quindi, come dire, è a posto per i prossimi 2 anni. Luigi Zanda, nome molto importante dell'apparato di potere del centrosinistra: non ne so molto, non ho letto abbastanza. Luigi Zanda, capite, non ne sa molto, non ha letto di questo caso secondario di cronaca. Pina Picerno, una che ha davanti un calcio di rigore, no? Perché anche lei rappresenta, diciamo, un'opposizione interna alla deriva pro-Pal. Grazie per aver pensato a me, ma oggi non posso. E c'avevo judo, dannazione, poi un appuntamento col parrucchiere, oggi proprio non posso. Graziano Del Rio: ho fatto un'intervista di recente con un altro giornale, quindi è chiuso il discorso, diciamo. Giorgio Gori, il sempre carino e politicamente corretto Giorgio Gori, non è un tema sul quale intendo fare un'intervista. Infine, Lia Quartapelle, una oggettivamente che chi vi parla non condivide alcuna idea probabilmente con Lia Quartapelle, ma una delle più esperte nel PD su temi anche di politica estera. Scusi, ma non sono abbastanza informata sul caso Annun, che oggi trovate veramente ovunque. Ed è incredibile perché molti di costoro avevano l'occasione di segnare una differenza, no?
anche rammentare nel dibattito che la sinistra non è tutta ridotta a cartello pro Pal o appendice dell'antagonismo pro Pal. E invece la verità è che si comportano come i sinistri più pro Pal in modo acceso, e che si sono fatti mai fotografare con Annun. Cioè non sanno, non hanno visto, non sono informati, è sempre Annun chi. Non c'è un battito di vita, una riflessione, un pensiero, un'autocritica vaga a sinistra. Anche i riformisti evidentemente sono preda di questa allucinazione pro Pal. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.